sì, in tutti i modi, penso. Loro ti abbracciano adesso, ti salutano diversamente, cercano anche un po' di essere rilasciati come siamo noi, di prendere la vita un po' più alla leggera. Io mi ricordo che quando sono venuta qui, i tedeschi non usavano, quando si salutavano, si incontravano, si baciavano, si davano solo la mano e basta. Ma adesso ci abbracciamo, ci baciano, ci vengono incontro, cercano di copiare un po' a noi e io penso che ci sono arrivati abbastanza. Io sono ingegnere tedesco, per me essere ingegnere tedesco è una grande sensazione di essere parte di una grande scuola e con un marchio, razionalità e un certo sentimento di perfezione. Sono molto contento di aver avuto la possibilità di studiare qui in Germania. Siamo arrivati che c'era la neve fuori, era maggio e c'era la neve. Io non avevo mai visto la neve, con tutto eravamo vicino all'Etna. Ci siamo lanciati con quella strada di sole grande che c'è stato un momento per lavorare. Lui, un po' per venire, era quello che non parlavo, non capivo niente, mi trovavo esausta, mi trovavo straniera, ero straniera, sì, però la mia vita era un'altra, diciamo, dove sono nata. Una volta lui è venuto a lavorare, ha trovato le valigie pronte, per avere tutte le spinte pronte, per tornare alla casa. Poi sono andata a lavorare e piano piano ho imparato, questo si chiama bicchiere, questo si chiama bottiglia, questo si così, poi i compagni del lavoro. E adesso il tedesco lo parlo, sì, non leggo, non lo scrivo, ma il parlare non lo parlo, perché a contatto con i tedeschi, con i compagni di lavoro. Ho criticato all'inizio moltissimo, tante cose ho criticato, anche quelle più banali, per dire il coperto, quando andavo al ristorante mi mancava il coperto, mi mancavano le salviette, i locali del posto, stupidaggini anche, avevo sempre qualcosa da criticare. Sì, questo era voler imporre una cultura, anche italiana, in un'altra cosa, un errore fondamentale che ho fatto. Mi aspettavo delle cose che conoscevo e che volevo anche avere, quindi questa cosa non era possibile. Penso che ci sta molto bene.